come dire, questa sera affronta un tema che, come si diceva prima della pubblicità, abbiamo già affrontato altre volte. Vorremmo non affrontarlo più, ma mi pare che siamo costretti, perché ormai i cinghiali sono un pericolo anche per la circolazione. Abbiamo avuto alcuni casi appunto di motociclisti e anche auto, ho conosciuto io persone che hanno avuto dei danneggiamenti abbastanza importanti e fortunatamente non c'è stato il morto. Allora è chiaro che c'è la presenza di cinghiali, adesso prendersela con i cinghiali poveretti non è il caso, però la gestione del territorio è una cosa fondamentale. Questa gestione del territorio spetta naturalmente ai rappresentanti della gestione e quindi della politica veneta, della politica territoriale del Parco Colli, e una decisione deve avvenire in tempi rapidi, perché nonostante che i cinghiali vengano regolarmente eliminati, un migliaio, poco più di un migliaio all'anno, si moltiplicano in tempi molto più bravi, molto più rapidi, e faremo vedere dopo una grafica che abbiamo sempre presumibilmente abbastanza realistica. Noi avremo modo di vedere che il cinghiale si riproduce in tempi molto più veloci di quello che invece sono gli abbattimenti. Certo, e allora certo. Con noi abbiamo dei rappresentanti che ci daranno la loro opinione su questo problema, che poi è un problema che va chiaramente rivolto a quelli che sono i responsabili della gestione del territorio. Allora veniamo agli ospiti, li presentiamo subito. Inizio alla mia sinistra. Buonasera a Riccardo Masin. Buonasera Masin, è il sindaco di Galzignano Terme. Buonasera e grazie per essere qua. Buonasera a Luigi Lazzaro. Luigi Lazzaro, buonasera, presidente di Legambiente Veneto, grazie per essere qua anche a lei. Buonasera a Roberto Betto, buonasera, Betto, presidente della CIA di Padova. E poi buonasera a Marco Calaonna. Marco Calaonna, presidente del consorzio Vini dei Colli Euganei, buonasera. Buonasera anche a Leonardo Granata. Buonasera, Granata. Lei è delegato di Confagricoltura per i Colli Euganei, per l'area dei Colli Euganei, anche presidente di Agritourist Veneto, ed è anche, come se non sbaglio anche Calaonna, un produttore, no? Cioè siete cittadini, tra virgolette, residenti nell'area dei Colli Euganei. Allora, prima di iniziare il nostro dibattito, introduciamo un pochino quella che è la realtà dei Colli Euganei, non solo, come dire, parlando di cinghiali, ma proprio di quella che è la realtà del parco, con questo servizio introduttivo. Ascoltiamo. In un'area di circa 186 km² è racchiuso il più vasto patrimonio naturalistico della provincia di Padova, generato milioni di anni fa dai flussi del magma terrestre ed ora zona di alto pregio ambientale. I Colli Euganei sono da sempre parte del panorama padovano, fin da quando, nella preistoria, le prime popolazioni venete presero sede fra questi rilievi per scampare alla pianura malsana e approfittare del terreno fertile. Proprio quel suolo vulcanico così nutriente è rimasto uno dei maggiori valori di questa zona, trasformata nel corso degli anni e con tanta pazienza in un'area agricola preziosa. Un lavoro secolare che a volte confligge con la stessa natura da cui è stato tratto. Lo sviluppo incontrollato della fauna selvatica è infatti una concreta minaccia per i viticoltori e imprenditori agresti del luogo. Cinghiali e daini le specie più dannose, verso le quali sono in atto piani di contenimento. Tutelare il lavoro agricolo di questa zona significa difendere delle eccellenze nazionali. Basti pensare al fior d'arancio, una qualità di vino di OCG prodotta esclusivamente in questo spicchio di territorio. Proteggere i colli significa non solo controllarne la fauna, ma anche rispettarli dal punto di vista turistico. Negli ultimi anni si è registrato un incremento delle visite turistiche e dei gruppi sportivi che scelgono queste colline per passare del tempo di qualità. Questo ecosistema, tutelato dall'ente parco regionale, è delicato e il suo mantenimento dipende dal rispetto di chiunque lo frequenti. Controllo della fauna e turismo responsabile sono le due principali regole perché il territorio dei colli continui ad essere apprezzato negli anni da chiunque voglia viverne le unicità. Ecco, questa è la realtà del Parco dei Colli Euganei. Il servizio era del collega Maurizio Colombo, che appunto, raccontando un po' quello che sono i Colli Euganei, ha messo anche l'accento su quella che è la realtà, chiamiamola così, faunistica, no? Questa crescita esponenziale della presenza di animali selvatici. Allora, Lazzaro, com'è che si
può coniugare, diciamo, tra virgolette, la presenza del mondo produttivo, agricolo e quant'altro e come dire, la proliferazione della fauna locale. Beh, diciamo che il cinghiale è una specie che purtroppo, diciamo, questo tipo di cinghiale che abbiamo è introdotto ormai in anni passati, il sindaco lo saprà meglio di me, insomma, anche in maniera illegale, insomma, negli anni '80, in quei periodi, purtroppo è rimasto e si è radicato, però è una specie che andrebbe eradicata in realtà dal nostro territorio, cioè andrebbe eliminata, anche se sappiamo, ce lo dicono, diciamo, anche i rapporti ufficiali dell'ISPRA, che è un'impresa, insomma, lo stesso Parco dei Colli Euganei lo ammette, un'impresa titanica a pensare di poterlo eliminare completamente, quindi in qualche modo va sicuramente limitato e in qualche modo va eliminato, impegnandosi il più possibile. L'unica cosa che oggi abbiamo fino ad oggi fatto, passatemi la battuta, insomma, si è parlato di turismo, forse anche la caccia a cinghiale, insomma, è stata un po' pensata come una cosa ludica, turistica e di divertimento, perché fino ad oggi i risultati con questo tipo di azione non sono risultati apprezzabili. I cinghiali sono sempre un numero indefinito, perché non esiste un censimento come invece succede per gli altri ungulati. Per il cinghiale un censimento non si fa, anche perché è molto complicato da fare, evidentemente, anche questo è chiaro, e soprattutto non esistono altri sistemi collegati che mettono nelle condizioni di fare un passo in più oltre al semplice tentativo di eliminare un animale che, abbiamo capito, si riproduce, scappa, va nelle aree protette, va nelle zone coltivate, crea dei danni, e questo anche, diciamo, non viene sempre calcolato come responsabilità anche del ruolo, diciamo, della semplice caccia come soluzione al problema. Certo, Granata, allora si sviluppa anche un turismo, diciamo, grazie ai cinghiali? No, non direi che sia un termine corretto, anzi è più facile che il cinghiale metta in fuga il turista. Pensiamo a quali danni può provocare un cinghiale, gruppi di cinghiale, perché poi si muovono a gruppi anche consistenti, nel momento in cui dei turisti frequentano i tanti sentieri, i cicloturisti frequentano le piste ciclabili dei colli sulle quali si sta molto investendo. No, non vedo l'abbinata turismo cinghiale una buona combinata, anzi direi che è più un danno che se ne ha che Poi anche pensare alla cosiddetta filiera della carne di cinghiale dei Colli Euganei, anche quella non la vedo come una buona prospettiva, perché si continuerebbe a incrementare anzi la proliferazione dell'animale, e concordo pienamente che andrebbe invece eradicato definitivamente. Ma è possibile? Si riesce? Molto difficile, è molto difficile, perché l'animale ha una grande capacità di procreare. Ci sono delle zone dei colli che sono state abbandonate dalle coltivazioni, e in quelle i cinghiali si insediano, però con uno sforzo di volontà e uno sforzo e soprattutto uno sforzo politico, sì, la cosa è possibile, non immediatamente, ma su un medio periodo sarebbe possibile. Ecco, ci sono stati anche altri sindaci che si sono espressi, cioè alcuni sindaci che si sono espressi proprio per l'eradicazione. Uno di questi è il sindaco di Torreglia. Il sindaco di Torreglia dice io sono per eliminarli completamente. Il sindaco Roberto Legnaro. L'abbiamo incontrato, sentiamo cosa ci ha detto. Ecco, quando si parla di cinghiali si parla di selezione, quindi di controllo. Difficilmente si parla di eradicazione. Io sono per questo adesso, cioè io vorrei far sparire i cinghiali dal Parco dei Colli, perché è un parco densamente abitato, c'è un problema di sicurezza per i cittadini, ma anche per le tante persone che lo frequentano, e poi viene meno anche il raccolto dei nostri agricoltori con la presenza dei cinghiali. Attraverso Sele Controllo abbiamo visto che non abbiamo ottenuto risultati eclatanti, quindi risultati risolutivi.
Chiaro che per arrivare all'eradicazione qualcuno dirà che è impossibile, ma bisogna comunque fare tanta attività di selezione del cinghiale, quindi bisogna far uscire i selecontrollori in maniera più importante. Adesso abbiamo anche un buon numero di selecontrollori, devono uscire e devono anche attivare anche tutte le loro tecniche, perché ricordiamoci che comunque sono dei volontari che lo fanno a titolo gratuito, anzi a volte anche rimettendoci del loro, però ecco, devono fare un'attività costante, non può essere interrotta nel tempo come è successo in passato, e devono farlo anche con tutte le tecniche di loro competenza. Penso anche alle tecniche come la girata, che sono sicuramente più precise, danno... Ecco, la spieghiamo ai telespettatori cos'è la girata? Ma sì, poi tecnicamente i cacciatori lo sanno meglio loro, però è chiaro che viene circoscritta una zona ben definita e lì si fanno proprio delle battute con molti selecontrollori, quindi non con i pochi selecontrollori come adesso, e lì insomma si ottengono risultati sicuramente più importanti. Ecco, questa è la voce di Filippo Legnaro, sindaco di Torreglia. Riccardo Masini, spieghiamo un pochino meglio come sono organizzate l'azione, come è organizzata l'azione di selecontrollo all'interno del Parco Colli. Allora, l'azione di selecontrollo all'interno del Parco Colli è fatta in due fasi. C'è una fase che è quella più importante, dai risultati maggiori, che è quella di cattura attraverso le gabbie chiusini, che cattura circa il 60% attualmente dei capi che annualmente vengono catturati all'interno del Parco Colli, che poi vengono consegnati al macello di riferimento. E poi c'è un altro 40% che viene prelevato attraverso l'ausilio, l'impiego e l'utilizzo dei 105 selecontrollori che sono stati formati attraverso una procedura ISPRA direttamente dall'ente parco, e che sono suddivisi in squadre che operano all'interno del territorio, quindi sono suddivisi all'interno dei vari comuni del territorio. Una squadra tendenzialmente composta di selecontrollori dei 3 ai 5, escono attualmente col protocollo che c'è almeno una volta a settimana, se non ogni 15 giorni, ed è questo il problema più grave. Giustamente il mio collega ha detto si deve fare eradicazione. L'eradicazione non siamo riusciti a farla in nessuna regione italiana. La presenza di cinghiale all'interno del Parco dei Colli è stata individuata all'incirca nel 1992. La presenza all'interno di altre regioni come la Toscana, le Marche, l'Umbria, l'Emilia Romagna alcuni anni prima. Là, attuando attività di caccia, quindi molto più, diciamo così, impegnative e anche più invasive, l'eradicazione non è avvenuta. Qua da noi si può fare un controllo, il controllo però deve essere a livello continuativo. Se noi blocchiamo quelle che sono le attività dei chiusini fatte dalle squadre faunistiche, quindi dal personale del parco, e dei selecontrollori nel periodo che va dal 31 di dicembre di ogni anno fino all'incirca al 30 di aprile. Ma questo perché questo succede? Perché tutto il sistema viene, diciamo così, governato e gestito dalla squadra faunistica, che sono operatori, eccetto 5, che sono a tempo indeterminato, che sono a tempo determinato e sono inseriti all'interno degli operatori che attualmente fanno capo a Veneto Agricoltura, perché precedentemente i servizi forestali, adesso è stato il passaggio con la Regione Veneto a Veneto Agricoltura. Siccome sono a tempo determinato e comunque stagionali, hanno un periodo di tempo in cui devono essere fermati. Cosa succede? Tendenzialmente il periodo di stop non è determinato in 4 mesi, potrebbe essere 15 giorni, 30 giorni, ma effettivamente a livello burocratico, siccome viviamo in un paese dove abbiamo snellito di molto quella che è la nostra capacità di burocrazia, e lo sappiamo bene noi sindaci, cioè negli ultimi anni proprio non lavoriamo più con i documenti, facciamo solo le cose e basta, e di conseguenza per riuscire a assumerli solitamente non si impiega più un mese, ma si impiegano 4 mesi, ed è questo arco temporale dei 4 mesi che dà l'interruzione. In più poi c'è il periodo che comunque in qualsiasi caso ci sono la squadra faunistica deve andare in ferie, i permessi e tutto il resto, quindi abbiamo all'interno dell'anno, quindi dei 12 mesi, dai 3 ai 4 mesi li sospendiamo perché non possiamo assumerli, quindi abbiamo una diminuzione di quella che è la presenza del controllo. Poi abbiamo, logicamente, in un contratto ci sono anche tutti i permessi, quindi abbiamo ulteriori periodi in cui rimaniamo fermi, tra cui un periodo basilare che è quello di agosto, dove comunque le nostre culture di alto pregio, quindi sto parlando soprattutto della vite, è il periodo più importante, quindi ci fermiamo in agosto, e allora stiamo fermi nei periodi in cui non c'è alimento
per il cinghiale, quindi di conseguenza sarebbe abbattuto maggiormente. Poi ci fermiamo nel periodo in cui comunque abbiamo bisogno di fare solo il controllo, non ne preleviamo più i 2000-2005 come potrebbero essere prelevati, ne preleviamo 1000. L'incremento è del 200% e non sono dati che do io, ma sono dati che dà l'ISPRA a livello nazionale sul controllo delle misure biometriche, e facciamo due conti e vediamo che dopo faremo anche questi conti qua. Beto, in questi anni la situazione è peggiorata, è andato peggiorando o si è arrivati... Sicuramente sì. Noi abbiamo avuto la capacità di farci sopravvalere da questa fauna selvatica che in realtà non è neanche autoctona del territorio. Noi come associazioni del mondo agricolo siamo convinti che una corretta gestione oggi sia indispensabile, anche perché siamo ancora maneggiati da leggi vecchie, vecchissime degli anni 90, in cui a distanza di 30 anni non abbiamo ancora capito che l'evoluzione e l'innovazione sta anche nel rivedere alcune norme, alcune leggi. Penso alla 157 riguardo al periodo in cui c'era la scomparsa e quindi bisognava ripopolare alcune specie, ma che sicuramente non erano gli ungulati, i daini e tutta quella fauna selvatica che è dannosa per gli agricoltori e per il settore primario. Di conseguenza questo però è stato dovuto anche a un concetto in un'era della globalizzazione in cui le monoculture non abbiamo più avuto cura dell'aria, dell'acqua, cioè come abbiamo approfittato della natura e del suo ecosistema equilibrato e gestito e autocontrollato fra animali, uomo e natura, e questo ci ha portato a pagare oggi queste conseguenze gravi, oltre alla politica che determinati problemi come questi della fauna l'ha messa un po' sotto braccio, dando poca importanza, e anziché risolvere il problema e prevenirlo, noi ricorriamo sempre alle risoluzioni tardive dei problemi. Penso che in un mondo intelligente, un mondo evoluto, un mondo con una certa cultura, la prevenzione sicuramente dovrebbe, anzi senza ombra di dubbio, costa meno e sarebbe meno dannosa non solo per il settore primario, ma per la collettività e per i cittadini. Quindi noi, proprio in questi giorni, la CIA Agricoltori Italiani, a livello nazionale è fuori con il roadshow Il Paese che vogliamo, in cui uno dei temi principali è proprio anche la corretta gestione della fauna selvatica. Quindi siamo solo convinti che se ognuno colorasse il proprio mosaico e si impegnasse per il proprio piccolo, tutti insieme i problemi li potremmo risolvere, e penso che anche il Parco dei Colli, l'eradicazione in tempi non certi, certissimi, potremmo raggiungere degli obiettivi che sarebbero più che soddisfacenti rispetto a quello che abbiamo raggiunto negli ultimi anni. Penso 2018 ne abbiamo uccisi 1186, quest'anno abbiamo fatto qualcosa meglio, giusto Sindaco? Sì, abbiamo un po' migliorato il target, però non abbiamo ancora raggiunto quei numeri soddisfacenti per essere utili a un lavoro di collaborazione e quindi incentivare anche quel turismo che oggi perdiamo appunto per la presenza di questo tipo di animali. Lei conosce quanto esborsa la Regione per risolvere questo problema? Cioè per i danni agli agricoltori? No, non solo per i danni, ma per risolvere il problema, cioè l'eliminazione dei cinghiali, il trasporto, eccetera. E in termini economici? 300.000 circa. Sì, sui 300.000 euro. Tra spese del personale. Euro per non ottenere un risultato. Bravissimo. Marco Calaon. Allora, io dico che il problema sostanzialmente è politico, in quanto la Regione ha dimostrato questi anni che non gli interessano i parchi e i parchi sono sempre stati lasciati lì ai margini. La dimostrazione è che abbiamo avuto 2 anni di commissariamento, forse adesso si arriva a fare... Commissariamento dell'ente parco. Dell'ente parco, sono stati commissariati tutti i vari sistemi da parte della Regione, e i parchi sono stati commissariati, i sistemi agricoli 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, sono stati tutti commissariati. Abbiamo avuto 2 anni e mezzo di commissariamento, manca un direttore,
manca un'idea di cosa farne del territorio. Questo è il problema. I cinghiali sono una delle conseguenze, non è l'unica. Se io parlo con l'assessore Caner e con Leonardo Granata, ci siamo fatti il mazzo per 2 anni per sviluppare il sistema del turismo secondo la legge regionale veneta. Secondo l'assessore Caner dovremmo avere i colli aperti, spazi aperti, luoghi di turismo, ricreativi, sentieri, tutte queste cose. Parlo con l'assessore Pan e dice mettete le reti per fare le recinzioni per proteggere i vigneti. Sono due visioni completamente in antitesi una rispetto all'altra. Sì, di cosa ne facciamo questo territorio? Facciamo turismo, facciamo un ambiente, facciamo natura o dobbiamo distruggerlo? La regione deve scegliere da che parte vuole stare. Oggi non sta facendo una scelta sul territorio, l'ha lasciato andare. L'ha lasciato andare prima nella gestione dei sindaci, quella che c'era prima, perché non c'era una visione omogenea del territorio, ma ogni comune l'ha gestito pezzetto per pezzetto, cercando di portare a casa i propri interessi. Oggi che ci sarebbe la possibilità di dare uno sviluppo integrato, turismo, ambiente, tutta questa cosa, ci troviamo che abbiamo tutti i problemi del passato e abbiamo difficoltà ad affrontarli. I cinghiali è un grande problema. All'ultimo incontro che abbiamo fatto al parco l'anno scorso, l'ex direttore Gallo diceva che avevano fatto tutta la mappatura con le fototrappole per cercare di capire il numero di dimensionamento dei capi che c'erano 4 anni fa, 5 anni fa. Sono stati portati i dati all'ISPRA di Bologna, i dati non sono mai stati sbobinati e quindi tutto quel lavoro là è stato perso. Adesso com'è che facciamo a stabilire se bastano 1000 o 2000 o 3000 se non abbiamo l'idea di quanti capi ci sono? Dobbiamo fare una ricerca seria e capire quanti capi ci sono sui colli, e penso che mezzi tecnici oggi ce ne siano più di una volta, e in base a quello si dovrà procedere sull'emergenza, perché se no su cosa parliamo? Sull'idea di uno, sull'idea dell'altro? Quindi lei mi sta dicendo che la politica è un ostacolo? No, la politica non ha fatto creare sviluppo sul parco, ma è chiaro, è limpido. Se io so che uno è a rischio e non intervengo, vuol dire che creo un ostacolo. Però se no decidiamo io e lei cosa fare dei colli. Ma se c'è un ente preposto e c'è una regione che può decidere... Se la regione avesse voluto accelerare i tempi di avere un governo del parco, non avrebbe fatto 2 anni e mezzo di commissariamento. E perché hanno fatto il commissariamento? Perché non c'è interesse in questo momento a fare questa cosa qua. No, diciamo che la politica fa finta di non avere interessi, forse c'è un interesse perché non funzioni. L'interesse è che questo territorio non deve avere uno sviluppo. Ah. Allora, quello che io chiedo a Roberto o meglio, Betto, uno sviluppo ambientale come è previsto. Allora, io frequento i colli perché ho degli interessi, ho un piccolo appezzamento e coltivo la vite anch'io a tempo perso. E ho conosciuto molti agricoltori che lavorano e ho fatto un'analisi. Questi agricoltori, che peraltro si impegnano notevolmente e hanno grossi danni, per esempio sul grano, io ho assistito a uno sterminio di interi campi di grano fatto dai cinghiali, oppure l'uva, ecco. L'orzo. L'orzo, sì. Hanno delle buone famiglie, hanno dei figli, però i figli sono, uno ha una figlia che è andata in America, il figlio che studia elettronica, un altro famiglia che ha figli che fanno tutto un altro mestiere. Allora mi sono domandato, tra 10, perché sono persone ormai che cominciano ad avere i 60 anni, tra 10 anni chi ci sarà sui colli? Solo i cinghiali? Questo stiamo desertificando i colli uganei in maniera del tutto indecente, e teniamo presente che l'attività agricola dei colli uganei è importante
e non sufficientemente gratificata. Cosa si può fare? Volevo dire che per quanto riguarda la superficie vitata su altre colture, credo che sia più difficile mantenerla sui coniugani, però la superficie vitata rimane più o meno sempre la stessa nell'arco. Sì, ma se degli mancheranno anni. questi agricoltori, cosa succederà? Il fenomeno se manca la popolazione che vive sul territorio, è che ci sono sempre aziende più strutturate che portano a casa gli ettari di vigneto di quelli che la smettono. Sicuramente il problema sarà su quelle aree, su quei vigneti dove la meccanizzazione della viticoltura è difficile, però dove la meccanizzazione funziona non vedo il problema che manchi No, guardi che la mia domanda è un'altra. È chiaro che ci sono le macchine, ma il territorio va vissuto, perché succede come Venezia, non ci sono più i veneziani, diventa un museo a cielo aperto. No, allora io punto perché le persone possano vivere nel territorio, possono immaginare avere un futuro in questo territorio. Poi ci saranno chiaramente delle scelte diverse da parte dei figli, però bisogna che ci sia una popolazione. Se no ci sarà una popolazione, una multinazionale che manda le macchine a sistemare le vigne fin tanto che i cinesi non si inventeranno di fare i glera. No, sono già pronti. Ecco, appunto. Ma, sì, in Italia abbiamo 750.000 ettari, ne hanno 860.000. Io abito su un paese che una volta erano quasi tutti viticoltori, chi più, chi meno. Oggi saremo il 5-6%. Gli altri fanno tutti altri lavori, ma è fisiologico? No, non è fisiologico. Io credo... Scusi, non è fisiologico che aumentino i cinghiali a scapito della popolazione. Signor Sindaco, cos'è lei che vive sul territorio e deve gestire questo problema? Beh, intanto, direttore, do io la risposta magari perché la Regione non è tanto interessata a quello che è il territorio. Sì. E nasce un po' da una cosa del passato. Allora, è un territorio altamente qualificante il nostro, quello di Collegani, però effettivamente nel tempo probabilmente non è stato gestito bene, ma non solo come ha detto il Presidente Calaon da parte dei sindaci e della politica, ma in generale non è stato gestito bene dagli attori principali che vivevano nel territorio. Allora, se un ente come la Regione trova un territorio compatto, sinergico, che ha comunque una visione, giustamente come ha detto il Presidente Calaon, ma che comunque in qualsiasi caso si impone e non va ognuno per la propria strada come è successo negli anni, perché effettivamente c'erano degli altri interessi, c'era una parte delle amministrazioni che comunque avevano un turismo termale che escludeva completamente quello che era praticamente il territorio collinare, quindi gestiva quella parte là. C'era poi un territorio collinare che era più a vocazione agricola, come giustamente ha detto lei, e quindi di conseguenza l'interesse era quello. C'erano probabilmente delle amministrazioni che riuscivano a lavorare in modo sinergico, altre no. C'erano anche le stesse associazioni di categoria che comunque in qualsiasi caso all'interno magari non avevano gli stessi indirizzi, gli stessi interessi rispetto a quelle che erano le loro peculiarità di associazione, ma è normale, questo capita per tutto. E quando un ente si trova una disgregazione in questo modo, è facile che comunque in qualsiasi caso questo territorio non abbia un interesse. Tanto dice, anche se lo commissario, comunque in qualsiasi caso non c'è nessuno che ha la forza, diciamo così, di opporsi a quelle che sono le mie decisioni. E probabilmente il passato ci ha portato a questo, e non dico che non sia colpa dei sindaci o anche dell'amministrazione, probabilmente abbiamo colpa anche noi di questo, però effettivamente è tutto il sistema che non funzionava, un sistema che comunque lavorava a comparti, dovuto fatto anche alla conformazione del territorio. Noi siamo tutti quanti comunque comuni chiusi, un po' divisi, non con continuità territoriale che è data dai boschi, dai monti, è proprio una questione di struttura, e su questo secondo me la politica ci ha giocato e noi abbiamo subito, diciamo così, la parte negativa. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che ha detto lei, cosa succederà? Succederà che se non cominciamo a incentivare non solo quella che è l'attività agricola, l'attività turistica, ma anche tutto quell'altro comparto economico che può esserci attorno, che può dare lavoro e sviluppo a coloro che vivono all'interno del parco,
e succede quello che è successo 150 km da noi nell'Appennino, dove fino a 15 anni fa c'erano tantissime attività che potevano essere sia quelle boschive, sia quelle agricole, quelle turistiche, quelle della gestione delle risorse naturali, e che col tempo e con l'invecchiamento della popolazione tutto ciò è stato perso e quindi di conseguenza c'è stato l'abbandono di quello che era il proprio territorio per andare a cercare lavoro o fare famiglia comunque in centri abitati molto più sviluppati con comodità maggiori, perché effettivamente ci sono comunità maggiori, e di conseguenza è successo quello che è successo. E poi alla fine, quando non abbiamo più la gestione del territorio anche sotto l'aspetto delle coltivazioni, della parte economica e tutto il resto, cosa succede? Succede che aumenta sicuramente la fauna, ma non solo il discorso della fauna, c'è anche una gestione cattiva di quella che è la parte ambientale, quindi la gestione di tutte quelle che sono le nostre culture, ma anche a livello boschivo e tutto il resto. I nostri boschi, perché ci sono tanti cinghiali? Perché non sono più curati. Certo. Io mi ricordo, cioè non sono vecchissimo e neanche giovanissimo, però effettivamente quando ero piccolo c'erano comunque i tagli programmati, la pulizia dei boschi, la pulizia dei sentieri, le linee tagliafuoco. Adesso cosa esistono? I sentieri che vengono percorsi dai turisti dalle bici e che rimangono non perché vengono curati dall'ente parco o dagli stessi proprietari, ma perché vengono utilizzati, quindi è una conseguenza dell'utilizzo. Però tutto il resto non viene curato. Ad esempio noi avevamo un problema degli incendi. Io le garantisco che adesso siamo fortunati che negli ultimi anni non abbiamo avuto problemi, ma le nostre linee tagliafuoco, che erano quelle che venivano mantenute dai nostri nonni nella gestione dei boschi, non ci sono più. Non ci sono più. E questo è veramente un problema, ed è quello secondo me il problema più grande del nostro territorio. E allora come risolvere il problema dei cinghiali? Io l'ho detto prima, bisogna rifare una mappatura seria. Penso che si possa mettere qualche microchip sui cuccioli che vengono presi dentro le gabbie e lasciati liberi. Droni con camere termosensibili, si individuano i branchi, si fa una stima e in base a quello si fanno le operazioni di abbattimento. Ma siccome questo problema esiste quasi in tutto il pianeta, ci sono state delle soluzioni. Per esempio, prendere i maschi, castrarli e rimetterli in libertà. E questo è un sistema perché l'accoppiamento non diventa riproduttivo. Ma io non sono un esperto cacciatore e non so quanto facile sia. È una questione biologica. Se io toglio in qualche maniera il maschio, ma non elimino, perché sennò i maschi residui non c'è più competitività, questa competitività c'è, ma riduco per esempio notevolmente la riproduzione, questo è uno dei fattori. Seconda cosa, il suggerimento, una caccia più libera, senza avere la necessità di avere uno che riguarda quello che cacci. Seconda cosa, quello che va a cacciare, perché deve dare l'animale all'ente parco che dovrebbe spendere 250 euro per ogni abbattimento per poterlo eliminare? Allora io credo che se lo do a un ristorante, lo elimina lui, ci guadagna pure. Datemi una soluzione pratica, al di là di quello che è il censimento, perché poi, poveretti, la carta d'identità i cinghiali non ce l'hanno. Allora, il territorio si è espresso chiaramente in base al tema caccia. Se vogliamo turismo, la caccia non deve esserci. C'è il controllo. No, non funzionano, non sono due cose che funzionano. Il turismo, quello ambientale, non funziona con la doppietta. Sono due cose in antitesi. Noi dobbiamo fare, se vogliamo che questo territorio abbia quel sviluppo che la Regione sta spingendo, che l'assessore Canè sta spingendo, che la legge regionale 11 del 2013 sta spingendo, non dobbiamo reintrodurre la caccia, dobbiamo fare gli abbattimenti, che è una cosa diversa. Aprire alla caccia significa riportare il territorio a qualche anno fa che non aveva nessun sviluppo turistico. Non riesco a seguirla, mi spieghi meglio. La caccia significa riaprire alle doppiette sui sentieri. No. Sì.
Allora, esiste anche la caccia notturna dei cinghiali che è molto più efficiente e ci sono dei sistemi che io mi sono permesso di cercare, all'interno dell'area parco non si possono fare le di caccia notturna attraverso sistemi sensibili agli infrarossi che ma all'interno dell'area parco non si può fare caccia. Mi scusi, lasci stare quello che sono le regole. Le regole sono state inventate e abbiamo scoperto che sono sbagliate. Allora vogliamo applicare un sistema diverso, dopodiché vediamo il pro e il contro, cioè i benefici e i danni che può creare. Ma io sono convinto che una girata, come veniva parlata prima, potrebbe essere una soluzione. Già viene praticata in questo periodo una caccia notturna, perché abbiamo una buona percentuale di diciamo, cinghiali che vengono abbattuti e utilizzati per essere poi mangiati. Qua io sono solidario a quanto ha detto il collega Granata. Se noi pensiamo che la carne di cinghiale, la filiera della carne, debba essere una delle soluzioni, abbiamo sbagliato il problema. Perché significa che il cinghiale diventerà ancora un sistema più importante sul territorio. Sentiamo Granata cosa... Allora, sono d'accordo con Marco, non perché continuiamo a rimpallarcela, ma perché sono temi sui quali stiamo discutendo da molti anni e purtroppo da molti anni non riusciamo a trovare una soluzione. Quindi non c'è soluzione, o come avviene l'abbattimento? Mi spieghi come avviene, perché io ho lanciato un'idea, ma può darsi che ce ne siano di migliori, prego. La soluzione c'è, innanzitutto rispetto a aree che sono state citate prima anche dal sindaco, l'area Colli è un'area molto circoscritta, limitata, e quindi è più facilmente controllabile da un punto di vista della proliferazione di questi animali. Non dimentichiamoci tra l'altro che ormai la popolazione di cinghiali sui colli sta assumendo proporzioni tali per cui stanno cominciando anche a uscire dall'area dei colli, li troviamo a est, non c'è problema. Scusi, la domanda è: come facciamo a eliminarli? Io ho dato una soluzione, me ne dia una lei. Li eliminiamo attraverso una duplice applicazione di quanto già si sta facendo ora, ossia con la caccia attraverso i telecontrollori. I telecontrollori, spieghiamo ai telespettatori cosa sono. I telecontrollori sono le persone attualmente abilitate per la caccia, evitando, quanto diceva prima il sindaco, quei periodi in cui la caccia è sospesa. Allora, provo a riassumere io... Aspetti, finisco. Quindi telecontrollori per tutto l'arco dell'anno, evitando i periodi in cui non viene esercitata la caccia da parte di personale abilitato, che non vuol dire aprire la caccia a tutti, perché sono d'accordo, sarebbe un danno per il parco. I chiusini funzionano e laddove si raggiunge un eccesso di abbattimenti e non si riesce a smaltire la carne degli abbattimenti, lo smaltimento come già viene fatto. Attraverso queste procedure aumentate si riuscirebbe negli anni a ridurre fortemente fino a auspicare la eradicazione totale. Ma ci vuole costanza nell'applicazione di queste metodologie che sono già applicate. Oggi quello che manca è una costanza del metodo, di fronte al quale il cinghiale prolifera e cresce, vanificando tutti gli sforzi che vengono fatti nei mesi in cui si abbattono. Quest'anno siamo arrivati a 1200 abbattimenti, 1200 1260 a fine agosto. 1260 fino a luglio. È già meglio rispetto all'anno precedente, ma non è ancora sufficiente. Diciamo che teniamo contingentato il numero, ma non riusciamo a ridurne la massa complessiva. Io credo che se la politica facesse bene il proprio
decidesse di decidere, finalmente riusciremmo negli anni a ridurre fortemente. Degli sforzi sono stati fatti, tra l'altro è anche notizia, leggevo un comunicato stampa di PAN di oggi, dove il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione Veneto per le proprie normative. Questo è un ulteriore elemento in più che aiuta sicuramente allora noi per spiegare ai nostri telespettatori cosa succede il fenomeno, abbiamo ipotizzato una forma di statistica sulla riproduzione dei... abbiamo preparato delle grafiche. Abbiamo preparato delle grafiche per poter capire tempi di abbattimento e tempi di riproduzione. Ecco, questa è la prima slide, cinghiali, i numeri. Eccolo qua, e quindi abbiamo la popolazione... Partiamo ovviamente il censimento ipotetico, abbiamo chiesto a varie associazioni, ci hanno detto che il numero potrebbe aggirarsi attorno alle 7.000 capi. Sono comunità che hanno un rapporto paritario tra maschi e femmine e quindi in questo caso con 7.000 capi avremo 3.500 maschi e 3.500 femmine. Andiamo anche alla slide successiva. Eccolo qua, abbiamo ipotizzato 1.500 femmine che restino come dire, fecondate per difetto, l'abbiamo fatto per difetto, per non esaltare troppo. Allora sono prolifici e fanno insomma mediamente 5 cuccioli, a volte ne fanno anche molti di più, anche perché sono dei cinghiali che sono come dire ibridati, quindi hanno forse anche più parti all'anno, ma comunque abbiamo ipotizzato 5 cuccioli a parto, quindi è un parto all'anno. È un parto all'anno, quindi siamo tenuti molto bassi, 7.500 nuovi cinghiali all'anno. E quindi, siccome è sempre parità 1 a 1, avremo 3.750 femmine. L'aspettativa di vita per il cinghiale è di 10 anni. Andiamo alla grafica ancora successiva. Ecco qua, gli abbattimenti. Abbiamo messo gli abbattimenti legali, sono quelli dichiarati. Nel 2016 1124, 1500 nel 2017, quindi c'è stata un'azione un pochino più marcata. Nel 2018 1169, quest'anno nel 2019 a fine agosto 1206. Eccolo qua, la percentuale delle catture, 65% vengono catturati con i chiusini, 400 sono gli abbattimenti e poi ci sono gli abbattimenti illegali. Quelli che, e questo è un dato che non si conosce, Masin, no? C'è una stima? O non si sa, no? Cioè, nessuno si autodenuncia e i cinghiali non hanno. Sì, no, ma se magari qualcuno viene pescato. Non c'è una stima perché a volte viene considerata come la legge sulla legittima difesa e autodifesa rispetto alle proprie culture. Diciamo che a sentire, vivendo sui colli, a sentire il tiro di giorno e di notte, diciamo che ci sono varie attività di questo genere. Tra parentesi, per fortuna, perché se no ne avremmo ancora di più. Ecco, ma andiamo anche alla grafica successiva. E allora, ipotizzando 2000 abbattimenti, che è quello che è l'obiettivo, poi magari lo sentiremo l'assessore Pan per quest'anno, di 2000 abbattimenti, quindi avere 2000 cinghiali abbattuti, un'ipotesi di 40 kg a capo, ci siamo tenuti su animali piccolini, no? Abbiamo fatto un'ipotesi di business, corretto? Corretto, sì, perché la maggior parte un'ipotesi di business sul cinghiale, visto che invece di andarlo a bruciare potremmo anche venderlo e fare una... Eccolo qua, quindi sarebbero 80.000 kg di carne. Vedo che Calaorno scuote la testa. Il costo della carne in mezzena sono circa 6 euro al chilo, mezzena è una mezzo animale, no? Questo qui è una quotazione del Parco Gola Rossa di Ancona, e quindi per un totale di 496.000 euro, quindi questo potrebbe essere l'introito dalla vendita della carne. Andiamo anche alla grafica successiva, quindi ecco quanto costerebbe invece bruciarli, prima l'abbiamo incenerirli, diciamo così, 250 euro a capo, quindi se ne vengono abbattuti 2000 all'anno, 250 euro a capo per l'incenerimento, sono 500.000 euro all'anno di spesa. Se invece, andiamo alla grafica ancora successiva. Se noi sommiamo
500.000 che non andrebbero spesi e 490.000 che andrebbero guadagnati, diciamo che c'è un delta di 1 milione di euro. Insomma, qualcosa servirebbe se vogliamo arrivare a ripagare i danni che i cinghiali fanno e che continueranno a fare. Sempre perché, scusate, io sono... A quanto viene venduta la carne dal macello? A 6,5 euro. No. No, molto No, allora molto di più. Al dettaglio viene venduta a 10. Scusate, abbiamo preso un dato ufficiale, torniamo un attimo. Se torniamo alla grafica precedente. Torna indietro. Se torniamo ancora indietro alla grafica precedente, eccola qua. Il parco Gola Rossa di Ancona vende ufficialmente la carne all'ingrosso a 6,20 euro. Poi il dettaglio è molto di più, chiaramente. Il dettaglio può costare dai 10 ai 12 euro. Sì, esatto. Noi ci siamo tenuti molto... Un ente non si mette a vendere al dettaglio, salvo creare una macelleria appositamente. E quindi diciamo che per difetto, l'abbiamo fatto per difetto, sono già 490.000 euro, che insomma credo che i nostri contadini, se vediamo un po' i tedeschi, sarebbero anche contenti, no? Parlando in lingua veneta. Certo. Prego. Ecco, poi se andiamo nell'ultima, eccola qua, poi l'ipotesi di arrivare all'eradicazione, quindi come dire, catturare, uccidere tutti i 7.000 i cinghiali dei Colli Ugani a 250 euro, ci sarebbe un costo di 1.750.000 euro per l'incenerimento. Senza contare la riproduzione successiva, e quindi corriamo dietro all'infinito. Ecco, quindi insomma questa è una prospettiva, diciamo, i conti. Io volevo sentire anche Legambiente, no? Perché prima appunto Ermanno diceva, ma come risolviamo? Anche voi di Legambiente adesso siete dell'avviso che, diciamo, i cinghiali vanno, come dire, contingentati in maniera importante? Ma sì, io penso che bisogna parlarsi chiaro, nel senso che, a parte le risoluzioni economiche di un problema politico, no? Quanti soldi ci facciamo, come lo gestiamo, su cui si può ragionare quando uno ha deciso che strada intraprendere, c'è da dire che, con una piccola premessa, prima di tutto non addosserei al cinghiale la responsabilità di una situazione, come della zona di Colli Ugani, di Padova, che tra aver avuto 3 cementifici attivi, adesso ce n'è uno, tra le cave che hanno deturpato il territorio, insomma direi che ce ne sono questioni ambientali abbastanza per far dire a chi vive quel territorio, magari i più giovani, forse vado da qualche altra parte. D'altra parte succede in tutto il paese, purtroppo negli ultimi anni sono in aumento in generale i giovani che se ne vanno, quindi anche dalla zona dei Colli Ugani, insomma, ecco, forse anche dalla città di Padova. Quindi detto questo, insomma, hanno un ruolo i cinghiali, certo non sono la rovina del territorio, anzi possono essere, da un certo punto di vista, nella gestione della carne eventualmente un contributo economico in un modello di gestione che molti altri parchi fanno, in Toscana ad esempio, sempre attraverso il selecontrollo, che è caccia. Ecco, sgombrerei anche ogni campo, non è che il selecontrollo è un'attività che fa qualcuno, la fa un cacciatore, quindi la fa accompagnato con caccia controllata, non caccia controllata, che è quello che si può fare in un territorio protetto come quello del parco dei Colli Ugani, un territorio vissuto dalle persone, abitato dai contadini, abitato da chi fa attività di qualsiasi genere, anche di ospitalità turistica ad esempio, perché insomma posti bellissimi immersi nel verde dei Colli Ugani, quindi non si può certamente fare caccia libera e aprire la caccia. Oggi però, fino ad oggi la politica questo ha fatto, perché quei 1.000 capi, sempre 1.000 capi ogni anno, a me danno l'idea di una decisione di 1.000 capi all'anno vanno bene, ce li riusciamo a spartire. Non a caso chi ha voluto aggredire Parco Colli, il consigliere regionale Berlato due anni fa, 2016, cercando di ridurre l'area del Parco Colli per aprire la caccia maggiormente all'esterno, fino a chiedere con un emendamento nella finanziaria, quindi regionale, una cosa veramente abominevole. Una cosa abominevole, quindi non una discussione pubblica, non una discussione politica, ha cercato di fare questo per dire così lo cacciamo dappertutto, ma per non farlo in area protetta. Questo comunque non ha portato nessun risultato, si caccia nella Lessinia, si fa lo stesso telecontrollo, si fa nel Monte Baldo, ci sono problemi ovunque perché non si risolve, non si riduce il numero, anzi probabilmente c'è una gestione così, insomma, va bene così e la carne poi in qualche modo, che comunque hanno diritto i cacciatori, chi fa il controllo, avere dei capi, non è che finiscono tutti a bruciare, quindi
ragioniamo su che tipo di controllo vogliamo, che è un pezzo importante che qui ho sentito. Mi fa piacere che tutti pensino e credano che bisogna fare meglio questa attività, lo crediamo anche noi, ma non ho sentito da nessuno nessuna delle altre cose che si possono fare. Lo dice l'ISPRA, che dà un elenco lunghissimo, enorme di altre attività che si possono collegare ad esempio alla caccia, tra cui le culture a perdere, organizzate ad esempio con gli amministratori locali. Si possono decidere che alcune culture sono a perdere per indirizzare gli animali a mangiare in quella zona. Si può decidere di fare non la cattura, diciamo, la castrazione, che forse un po', ma si può fare con, diciamo, le tecnologie di oggi, con contraccettivi, insomma, ecco, sparando sempre, insomma, quindi magari soddisfano anche l'ego di chi vuole eventualmente sparare, insomma, lo possono fare, magari invece sterilizzare invece che uccidere. Ci sono tante cose che mischiate una con l'altra possono dare soluzioni. Ci sono anche i pastori elettrici che forse chiudono le aree, però si possono anche gestire nei periodi corretti dell'anno, quando l'uva arriva a un certo tipo di maturazione che l'animale è propenso ad andare, si possono mettere o si possono attivare, insomma ci sono tante soluzioni, ma questo lo deve fare la politica, lo devono mettere intorno al tavolo gli agricoltori, i produttori, gli amministratori, devono farlo insieme per trovare una soluzione in quell'area che sia una gestione concreta. Certo. Altrimenti parliamo solo di continuare a cacciare, ne devono prendere di più, ne prendono di più e ce ne saranno ancora di più, perché l'ISPRA dimostra che più si caccia, più il cinghiale braccato sente che viene braccato, sente che aumenta la capacità produttiva ormonale del cinghiale femmina e quindi ne fanno di più. Le giovani femmine diventano fertili prima. Ne fanno di più, diventano fertili prima, ne fanno di più. Esatto. Quindi ecco, a me sembra evidente che fino ad oggi il cinghiale è stato gestito per soddisfare un pezzo di, come dire, di cacciatori che sono votanti, come siamo votati anche noi, per garantire che quella lobby potesse avere accesso a fare un'attività e consentirgliela perpetuamente. Questo è un processo che la politica deve decidere se vuole mantenere o se vuole decidere no, quello è un territorio vocato al turismo, è un territorio dove possiamo eradicare, tutti lo stiamo dicendo. Signor Sindaco, quando è che si può cominciare questa attività di smaltimento del sovrappiù, perché credo l'estinzione totale dei cinghiali è impossibile. Allora, l'estinzione è impossibile. Lo smaltimento, come abbiamo detto, con i sistemi di inceneritori e tutto il resto, essendo un rifiuto speciale, altissimi costi e comunque il costo-beneficio. Avevo fatto anch'io 2 calcoli a spanne prima con alcuni colleghi e quindi poi sapendo anche quanto era il prezzo che comunque si prendeva il Parco Colli, non ci stiamo dentro. Oltretutto bisognerebbe introdurre anche un altro sistema. Allora, secondo me ci sono 3 sistemi per risolvere il problema. Primo, che è quello che abbiamo utilizzato fino adesso, fatto in modo continuativo, giustamente come hanno detto i colleghi, quindi se lo controllo però su 12 mesi, aumento di chiusini e tutto il resto. Comunque in qualsiasi caso ci sono altri sistemi di telecontrollo, che sono i sistemi di girata, pochissimi invasivi, con cui si utilizza un cane limiere che è certificato ENCI, tutto il resto con una procedura particolare, abbattimenti anche questi vengono utilizzati in tantissimi parchi, tra cui quello è del Pollino, che è quello che fa un po' storia, un po' sotto quanta Italia per la gestione. E in terza battuta, comunque, non è vero che perché è un territorio turistico non si possono fare le battute, perché per problemi sanitari in Italia, e ce ne sono stati, e guardatevi le nuove direttive del Ministero della Sanità degli ultimi giorni con l'arrivo della peste suina, con l'introduzione della peste suina, in alcuni territori italiani sono state fatte le battute, e sono state fatte le battute anche per incolumità pubblica, quindi abbiamo già dei sistemi che sono stati utilizzati in Italia, utilizzando anche le forze dell'ordine, quindi l'utilizzo dei telecontrollori, il blocco di tutta quanta l'area da parte con l'autorizzazione del prefetto, e in Italia ce ne sono tantissimi casi, per un periodo limitato, un intervento mirato, e questo sicuramente risolverebbe il problema, e noi come sindaci questo l'abbiamo chiesto più volte nelle convocazioni che abbiamo avuto col prefetto, tra cui quella di circa un mese fa per il problema di cinghiali al di fuori del parco, dove ero presente anch'io. Per quanto riguarda tutti gli altri metodi che ha detto il presidente di Lega Ambiente, bisogna leggere le direttive ISPRA, io me le sono studiate tanto quando ero al parco. Allora, il metodo, quello del contraccettivo, che comunque è stato già utilizzato e sperimentato, soprattutto in alcuni parchi, è inefficace e altamente invasivo per le altre specie, e vi spiego perché. Perché con cosa si foraggia la scrofa al cinghiale? Comunque con cereale. Cereale viene mangiato anche da altre specie, quindi noi abbiamo i tassi, quindi vanno a rischio anche le altre specie che devono essere comunque salvaguardate. Prima cosa. Seconda cosa,
bisogna stare attenti quando si parla di caccia. All'interno dei parchi non si fa caccia, si fa solo attività di controllo. La caccia si fa solo e esclusivamente al di fuori dei parchi ed è proprio la direttiva su cui la Regione Veneto ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato che permette adesso invece la caccia al di fuori di quelli che sono i territori dei parchi all'interno e della Regione Veneto. Poi il fatto che comunque in qualsiasi caso le persone abbiano abbandonato il nostro territorio perché ci sono i cementifici o ci sono state le cave, cioè, Presidente, scusa, vivo sul parco da 45 anni, cioè le persone abbandonano eventualmente il nostro territorio non per quel motivo, ma perché non ha... cinghiali. No, non perché sono i cinghiali, l'ho detto prima, perché non c'è un indotto economico. Se tu non trovi lavoro e non c'è una capacità di reinserimento, non riesci a vivere nel tuo territorio, lo abbandoni, ma non perché ci sono le cave e i cementifici, cosa c'entrano? Tanto guarda, i cinghiali era una... Sì, ho capito, ma cosa c'entrano? Cioè, capisci? Cioè, nel senso, se dobbiamo parlare di un problema, parliamo, perché adesso andiamo veramente a svilire un territorio. Allora, che io che sono sindaco del territorio e lo porto in un palmo di mano il mio territorio, il mio comune, mi dà un po' fastidio quando mi dica perché ci sono le cave che la gente vada via, perché non è vero. Risolverlo senza autorizzare il tiro con l'arco per la caccia cinghiale. A te l'ho detto come si risolve, bisogna fare attività. Forse c'è nelle linee ISPRA, ma non mi sembrano suggeriscano, però sì, deve andare a leggere le direttive ISPRA, perché le direttive ISPRA sono fatte bene. A me sembra ludico, insomma, il tiro con l'arco, non mi sembra obiettivo di eradicazione. Allora, il tiro con l'arco è una procedura che ha autorizzato ISPRA, e non sono stato io, e non l'ha autorizzata sotto il modello ludico. Vatti a leggere cosa è scritto. È perché tu in quel modo là tu fai interventi con basso impatto ambientale, perché nella caccia cinghiale, nel telecontrollo, tutto quello che vuoi, utilizzi grossi calibri. E tu ti ricordo che nelle valutazioni di incidenze ambientali VAS e VINCA dell'ente parco ci sono anche le diminuzioni dei rumori, cioè bisogna conoscere bene le regole del territorio quando si dicono le cose. Quindi parliamo di quello che stiamo parlando, del discorso, non mettiamo altri discorsi, cementifici, cave che non c'entrano niente. Il problema cinghiale si risolve cacciando, facendo un intervento incisivo e eliminandoli. E sai come si fa a eliminarli? Bisogna ammazzarli, bisogna ammazzarli, abbatterli, non ve ne sia altre soluzioni. Se no, se abbiamo visto, ma non nessuno è stato capace, abbiamo visto capaci. Gli anni dimostrano, i dati dimostrano che non siete stati capaci. Però è stato fatto in modo continuativo. Questi sono non è un sistema organico per abbattere i cinghiali. Esatto, è quello il problema. Non si può sparare oggi e poi per una settimana abbiamo nella sfortuna, abbiamo delle colline che sono perfettamente disabitate e che sono l'habitat dei cinghiali. Certo. Là possiamo esercitare delle girate. Certo. Io ho una vita che dico questa cosa qua, però per fare queste cose qua ci vuole la volontà politica. Prima discutevo, prenderemo un direttore a questo parco, perché abbiamo 3 anni, 4 che siamo senza un direttore che si impegna a fare le cose. Scusi. Io suggerirei che non è la regione che deve mettere il direttore, ma gli abitanti dei colli. No, magari però ci sono delle regole, e le regole sono quelle lì. Sarà il CDA che si sta insediando. Quelli che hanno più opportunità. Ci sono più cinghiali che cittadini, forse. Mi domando io, perché la regione mette dei soldi quando è più efficace dire a persone qualificate: andate, sparate e poi utilizzate la carne come vi pare. Perché no? Non può essere un incentivo. Io conosco un vicino di casa mia sui colli che va a caccia in Toscana perché gli consentono, lui paga, non mi ricordo, 60-70 euro e se vuole poi portare a casa il cinghiale mette la differenza e se lo porta a casa. Mi perdoni, ma questo è un altro business, no? Prego. Mi perdoni, ma in questa maniera non risolveremo mai il problema dei cinghiali. No, guardi che non sto dicendo che questo è il sistema per il perché ci sono delle regioni che invece di cacciare soldi ne prendono. Ma si dice solo che cacciare è l'unico modo ludico, perché addirittura uno pago, vado a cacciare, porto a casa il cinghiale. Questo è il sistema, questo più o meno è quello che si fa anche qui, poca differenza. Scusi, la mia premessa è un'altra. E non risolve. Perché la politica deve mettere dei soldi quando potrebbe portarne a casa? Scusatemi, questa è la domanda. Perché la politica è imprenditore, è un concetto imprenditoriale, questo non è un concetto politico. La politica
più spendo più guadagno. E perché dobbiamo perdere tutta la potenzialità turistica per fare questa cosa qua? Così? Perché dobbiamo perdere tutta la potenzialità turistica? Ma mi scusi. La perdiamo quasi tutta. Ma no, io arrivo da 2 anni e mezzo di studi fatti su questa materia qua. Allora. E i coniugani per la prima volta si trovano assieme comuni e sistemi per dare uno sviluppo turistico dove nessuno chiede la caccia come sistema ludico, non lo chiede nessuno. La sua affermazione la accetto, però io le faccio un esempio. E allora quanto porta come benefit economico il turismo se funziona? No, mi scusi, il turismo passa attraverso, nella zona mia, per 2 strade, quella di Teolo, Castelnuovo e quella di Vo, e poi qualche altra stradina che va da quelle parti. Il turismo si ferma là. Non è vero? Mi scusi. Non è vero, perché qua Petrarca ha dimostrato con i dati di questi giorni qua una cosa diversa. Segua il labiale e ascolti, poi mi dia pure torto. Allora, io vado in alcune occasioni, in diverse occasioni, su Monte Venda, peraltro ho un pezzo di terra anche sul Venda. E circondato da filo spinato, adesso non serve più perché ormai la proprietà dello Stato che aveva un presidio militare non funziona più, però c'è lo stesso. Lì è pieno di cinghiali e non ci passa nessuno. Se io mi metto sul Monte Venda e tiro i cinghiali, che peraltro il sottobosco del Monte Venda è desertificato perché i cinghiali hanno fatto terra arsa e incominciano a scendere giù, il terreno comincia a slavinare, va bene? Io credo che quello è una piccola soluzione, forse grande soluzione, perché è lì che si rifugiano in cinghiali quando poi c'è la caccia, perché anche loro si accorgono di quello che succede. Se lei ammazza un cinghiale su una zona, in quella zona lì i cinghiali non ci vanno più per 2 mesi, finché non si dimenticano. Cioè ci sono tanti fattori, ho seguito la cosa, ma non è solo questo, a Montegrande è la stessa cosa. Non è che ci vanno i turisti a Montegrande, a Monte Madonna sì ci vanno, ma tutto il resto di Monte Madonna dove non ci sono strade, raramente i turisti, ma soprattutto io credo che la caccia notturna sia quella fondamentale. La seconda cosa, io conosco diverse persone che vanno con le balestre ad ammazzare i cinghiali sui Colli Ugani. Allora, perché lo fanno? Perché sparano, cioè tirano, e i cinghiali che sono attorno non si spaventano, quindi possono farli fuori tutti in successione fino all'ultimo perché rimangono là sulla zona e non si muovono. Questo è uno dei trucchi che viene utilizzato, chiaramente non dai politici perché sennò funzionerebbe, è meglio attivare una cosa che non funziona, così il problema rimane e ci faccio i cavoli miei, giusto? Allora io avrei una soluzione, allora ne abbiamo avute, una soluzione viene da lei, no? Che ha dato delle indicazioni, mettendo insieme le varie soluzioni e dico con persone qualificate, creando delle postazioni presidiate. 300 ne abbiamo nei Colli Ugani, ecco, di Altana. E mettiamo anche 500, soprattutto notturne. I cacciatori, io ho parlato con vari esponenti della zona, disponibili, andare di sera non gliene frega niente, hanno finito di lavorare, vanno lì con il cannocchiale e il mirino ad infrarossi, io ho visto, c'hanno una specie di tablet di questo tipo che lo mettono sul fucile, vedono il cinghiale, puntano, sparano, Lei sa quante persone camminano sui Colli Ugani di notte? No, di notte a mezzanotte non c'è nessuno e comunque... Lei non conosce i Colli Ugani allora? Ci sono quasi nato. Lei non conosce i Colli Ugani nascere che io vivevo sui Colli perché Ugani, ci sono gruppi che girano di notte sui sentieri. Chi? Gruppi di persone che girano di notte sui sentieri. Farà qualche messa nera? No, voi avete una percezione errata di questa cosa. Comunque si cammina anche in altre zone di caccia. Se io metto un
un punto di presidio del Ma cacciatore. io sono perfettamente d'accordo e già c'è adesso questa cosa qua. Quello che a me preoccupa è che se liberiamo questa cosa e ognuno va a scegliersi il suo punto, prima o dopo il morto ci scappa? No. Perché questa è anche la preoccupazione. Beh, in Liguria oggi è scappato anche un anziano che difendeva il proprio orto, è stato attaccato da un cinghiale, gli ha rotto l'arteria femorale, e quindi di cosa stiamo parlando? Le altanne che ci sono, le postazioni che ci sono già fatte tutte così, hanno degli angoli di tiro ben precisi. Certo, è quello che sto dicendo. Però io sono d'accordo con il sindaco Masini quando dice dobbiamo fare la girata. Dei presidi che abbiano dei punti dove il proiettile, peraltro ci sono dei proiettili che possono andare a chilometri di distanza, quindi devo avere dei punti di passaggio e soprattutto incrementare questi punti, ci devo dare da mangiare, i cinghiali allora si abituano ad andare lì e gli aspetti, insomma, gli stiamo dicendo delle cose ovvie. Hanno dovuto chiedere pure di pasturare in maniera corretta perché non lo facevano quando andavano a pasturare tutto il tempo, c'è scritto poverini, se le controllori dovevano rimetterci anche la propria pastura. No, la mettono loro adesso. Sì, ma nessuno gli riconosce, per dire 3 quintali di mais che magari gli è utile per andare a cacciare. Sì. A mio avviso serve un lavoro di squadra. Quando dico un lavoro di squadra intendo che il problema deve essere condiviso. Il mondo agricolo è disposto ad aprire i cancelli, però alla fine si deve trovare un equilibrio anche per la riconoscenza di chi dà la disponibilità. Certo, io so benissimo che, per dire, nelle valli di Galzignano gli agricoltori fanno una telefonata e dicono guarda che lì c'è il branco, bene, si organizza intervento a posto, risolve il problema, ma così bisogna lavorare, ma in tutto il territorio del parco. Però io volevo dare una risposta prima, dottore, che prima, professore, lei chiedeva questi giovani che se ne vanno dal territorio, qual è il motivo chiave a mio avviso innanzitutto è che in agricoltura oggi, a parte chi vive di vitivinicolo, è una questione di reddito. Il secondo punto è una questione di burocrazia, una questione di una cattiva gestione, quindi anche proporsi nei confronti delle nuove generazioni nel settore primario, che alla fine, riconosciamo cosa fa il settore primario. Non è più quel settore primario di 30 anni fa che era indispensabile per la vita in cui si viveva di polenta e latte, oppure di quei prodotti che si avevano in casa. Oggi l'agricoltura è diventata un'impresa vera e propria e quindi anche al mondo agricolo è giusto che gli sia riconosciuto un reddito dignitoso. Ma oltre a questo, visto che parliamo di colli, di territorio, di verde, di ambiente, oggi all'agricoltura bisogna riconoscere anche la cura del territorio e il verde che viene rispettato, e allora trovando questo equilibrio, che erano quelle parole che prima magari non le ho completate, ma lei ha trattato giustamente e ha ritirato fuori il tema. Questo qui non deve essere un costo per la nostra società, questo deve essere un incentivo. Ecco che allora il giovane che fa sì la produzione, oppure fa il turismo rurale, fa la multifunzionalità aziendale, ha anche lo stimolo a dire rimango in questo territorio, lo conservo, lo preservo per le future generazioni. Anzi, magari una parte del vegro di quell'incoltivato in cui alludeva Marco prima, lo riandiamo a ripulire, gli diamo un'identità, e anzi che le persone vadano via, le invitiamo ad arrivare. Perché io so che nel comune di Galzignano tantissimi padovani della città hanno il piacere di andare, di starci e di vivere quella porzione di vita nei colli. Ce l'hai a 2 passi e quindi diciamo che è la nostra montagna, è solo che è sotto i 600 metri, ma in realtà è vivere in montagna. Però custodire un territorio di quel tipo non è facile, ha le proprie difficoltà. Quindi diamo una mano, ma risolviamo partendo dai problemi principali. La risoluzione della fauna selvatica all'interno del parco veramente negli ultimi anni è diventata una cosa vergognosa, e quindi, come dice Riccardo, è giusto, bisogna lavorare tutto l'anno, ma soprattutto lavorare nei periodi in cui c'è la riproduzione, in cui voi avete messo la statistica mezzi maschi, mezzi femmine. Anzi, anche se i maschi fossero meno, ma le femmine sono di più, il problema è ancora più grave, quindi quella lì è una cosa inversamente proporzionale, potrebbe essere molto più grande. E io credo che nel parco comunque non sono solo 7.000 i cinghiali che ci sono, ma sicuramente sono circa minimo il doppio, probabilmente. Ma se fossero il doppio col ritmo di riproduzione che hanno...
Hai voglia te, questo è il debellarli. rischio. Appunto, noi abbiamo chiaramente, porgiamo dei dati perché la gente capisca il problema nel suo insieme. Difficilmente riusciamo ad andare a fare il censimento. Abbiamo cercato i dati possibili non l'ha fatto nessuno, rete. non esiste. Quindi, quello che avevano fatto è stato buttato via. Lo hanno fatto e era quindi, stato fatto un bel lavoro. ecco. E bisognerebbe appunto prendere in considerazione seriamente questa cosa, perché i colli ugani abbandonati a se stessi senza la popolazione diventano un disastro. E non vogliamo multinazionali che vengano a prenderci l'agricoltura, il vino e soprattutto la cultura, perché c'è una cultura sottostante. Abbiamo dei musei come quello di Este che ci raccontano cosa sono stati i colli ugani. Non c'è stato un monte senza un castello e un eremo. Se lo vediamo su Monte Madonna, su Monte Grande, su Monte Venda, castelli ed eremi, su Monte Rua, che ancora è vivente questo monastero, ma tutte le ville venete che ci sono, no? Da Val San Zibio a tutti gli altri, e soprattutto far capire come si arrivava ai colli ugani, perché si usavano i canali per arrivare ai colli, non è che si andava col carro, perché Venezia, se aveva una cosa che era assolutamente strategicamente e militarmente contraria, era le vie percorribili dai carri. Tant'è che Napoleone, quando arriva a Venezia, si deve costruire una strada, quella napoleonica, perché se no il suo esercito non passava. Ma era la difesa, perché Venezia aveva paura dell'aggressione da parte di terra, perché da parte di mare era brava a difendersi. Ecco. Quindi tutta questa storia va raccontata, e creare questi edifici che sono storici, ma non soltanto le grandi ville, ma anche le case normali, e trasformarle in un agriturismo che sia, diciamo così, diffuso, è una delle risorse oggi che sono d'accordo con lei che è fondamentale. Però non possiamo tenere i cinghiali sotto casa, perché ovviamente questo è. Quindi il problema è trovare il compromesso tra mantenere i colli ugani come stanno e invece eliminare un danno. Però volevo aprire anche un altro discorso. Stranamente stanno scomparendo le specie degli altri animali. Bravissimo. Cioè, vuol dire non trovo più un passero io sui colli ugani, difficilmente trovo i fagiani. La piccola selvaggina. Ecco, la piccola selvaggina scompare completamente, perché ci sono le cornacchie, ci sono altri rapaci che le stanno facendo fuori. Ma poi c'è un altro fattore, che è l'uso di diserbanti, che questo determina un fattore molto negativo. E allora bisognerebbe incentivare, va bene, gli agricoltori a non usare i diserbanti, ma bisogna aiutarli finanziariamente, perché non è che posso mettermi là anche con i la falce. soldini che magari i cacciatori pagano per gli ambiti o per le licenze di caccia a livello regionale, perché è un bel introito per la nostra regione. Ecco, allora bisogna creare una economia indotta dentro il parco, che il parco diventi il più possibile autosufficiente. All'interno dell'area parco e la sede proprio presso il Consorzio Vini c'è uno dei 2 biodistretti del Veneto, quindi cioè non è che noi non ci stiamo pensando, anche se dopo ci sarebbe da discutere molto sul sistema bio e ci vorrebbe una puntata dedicata. Però dobbiamo anche avere ben presente cosa sta succedendo. Cioè, c'è un cambiamento climatico in atto, che alcune specie di volatili non stanno più passando di qua. Non solo, da un punto di vista forestale, noi abbiamo delle foreste che sono così talmente giovani che non hanno ancora trovato la loro stabilità e la loro dinamica definitiva. Quindi di anno in anno vedremo dei mutamenti su queste cose qua, e non è che noi possiamo scattare una fotografia e dire questa è e questa rimarrà per sempre. Bravo. Sì, ma io mi ricordo, andavo a caccia sui colli, c'era il roccolo, no?
c'erano delle postazioni allora che si aspettava gli animali di transito e si andava a caccia in questa maniera, nascosti dentro delle... Perché dobbiamo mettere tutto all'interno del pacchetto per avere un'idea precisa. Abbiamo visto anche cosa ha fatto Vaia qui nelle nostre bellissime montagne. No, veramente bisogna prendere coscienza e da partire da alcuni punti chiave che siano strategici per dire indietro non si può andare, dobbiamo andare avanti, però con una visione corretta di quello che è il nostro paesaggio, il nostro mondo, il nostro ambiente, il nostro territorio. Senza queste visioni noi non andremo proprio da nessuna parte. Il cinghiale non è che fa danni, sì, quando inizierà a fare i danni proprio alla collettività e ai cittadini per noi sarà già troppo tardi. Il cinghiale fa danni perché, come diceva prima, sul sottobosco mangia anche tutti quei, come si chiama? Al di là di quello, col movimento del terriccio superficiale, quando ci sono degli allevamenti con bombe d'acqua come oggi, che sono caduti 120-130 mm di acqua su un'ora, quel terreno là scivola tutto a valle, chiude i fossi sotto, queste cose dopo ce le troviamo. Certo, uno dei sindaci che ha sollevato soprattutto in questi giorni il problema è stato il sindaco di Vò, Giuliano Martini. Allora l'abbiamo incontrato, ci siamo fatti un po' raccontare qual è la situazione, ascoltiamolo. La situazione per gli agricoltori, per i coltivatori di questa zona è abbastanza pesante, senza contare gli incidenti, anche gli ultimi 3 successi negli ultimi giorni, ci fa pensare che il problema non sia stato eliminato, non sia sotto controllo, in realtà non lo sia mai stato, cosa che vado ripetendo da anni, criticando anche il parco per il tipo di controllo che fa su questi tipi di animali, che sono pericolosi per l'uomo, e non solo per l'uomo ma anche per l'equilibrio dell'ambiente. Manca la volontà politica di risolvere, almeno è mancata fino a questo momento. Io spero che adesso con il prossimo consiglio rinnovato del parco si prenda in mano la situazione, così come propongo, ripeto, da 15 anni, periodo in cui sono stato anche in minoranza al parco proprio per le mie posizioni di voler eradicare il problema e quindi prendere in mano la situazione al 100% e fare in modo che i cinghiali che non facevano parte prima del parco non vengano a far parte del parco anche per il futuro. Ecco, Masin dice di essere stato anche, come dire, fortemente criticato negli anni passati. Scusa, il sindaco Martini. Sì, il sindaco Martini è stato nel consiglio del parco, pare circa 10 anni fa, e mi fa un po' specie che in un consiglio del parco dove non c'è nessuna distribuzione politica il sindaco vada a dire che era in minoranza, ma mi ricordo che perché io ero appena diventato sindaco quel periodo, quindi avevo avuto un periodo in cui siamo stati nel consiglio assieme. Mi ricordo che c'era questa direttiva che diceva io sono l'unico che sono in minoranza rispetto a un territorio. Non fa bene dire dal momento che si devono risolvere i problemi, come ho detto prima, che uno è in minoranza, uno deve essere... ma comunque proponeva l'eradicazione, ma quella dell'eradicazione l'abbiamo sempre proposta anche noi. Un problema invece secondo me bisognerebbe evidenziare, perché se è pur vero che il mondo agricolo è quello che subisce i danni maggiori rispetto a quello che è questo problema, poi c'è il problema quello per la circolazione dei veicoli, dove abbiamo sicuramente incidenti e tutto il resto. Però un'altra soluzione che avevamo proposto più volte, l'avevo proposta anch'io nei comitati direttivi del parco, era quella di coinvolgere di più quello che era il mondo agricolo, e quindi che la Regione Veneto intervenisse anche su un'ulteriore modifica o allentamento di quella che è la norma, perché se è pur vero che noi abbiamo tutti questi controllori, tutte queste persone che agiscono, se noi dessimo la possibilità anche agli stessi agricoltori, comunque in qualsiasi caso con dei titoli idonei, quindi con il porto d'armi e tutto il resto, come è giusto che sia, di riuscire a fare l'attività all'interno del proprio fondo, questo sarebbe molto più agile e quindi probabilmente eviteremo anche tutte quelle discrepanze e quelle diatribe che ci sono state adesso con alcuni sindaci che dicono bruciamo, non bruciamo, e il cinghiale se lo tiene direttamente l'agricoltore e poi ne farà quello che deve fare, se lo mangerà, lo metterà nel circuito perché ha l'agriturismo e tutto il resto. Questo potrebbe essere un'ulteriore soluzione che comporterebbe una riduzione, quindi anche il mondo agricolo che possa attraverso dei titoli, perché logicamente uno non può mica senza il porto d'armi, l'assicurazione e tutto il resto, perché comunque venga data la possibilità al conduttore del fondo di potersi
tra virgolette, come si dice, difendersi da quello che è comunque un problema. Anche se abbiamo visto che poi la maggior parte delle catture avviene con i chiusini, comunque il 65% su 1200, il 65% presi con i chiusini, 400 gli abbattimenti. Bisogna vedere su quel 65% la classe. Ci sono 3 classi, no? Ci sono gli striati, ci sono i rossi e ci sono gli adulti. Cioè sul chiusino prendi i rossi e gli striati. Ci prendono i più piccoli. Non li prendi. Facciamo le porchettine di cinghiale. E quello è il problema, no? Perché dopo ci sono le 3 classi, quindi nella valutazione di quelli che sono i censimenti che poi a noi ci mancano, c'è la valutazione di queste 3 classi. Nell'agriturismo si mangia il cinghiale? Sì, quello che si prende. No, volevo sentire dal Presidente. Dappertutto. Ci sono anche tante leggende metropolitane, leggende dei Colli Euganei, insomma, detto bene prima, sono cinghiali molto ibridati che si mescolano con scrofe, non di cinghiale. Poi c'è tutta la parte appunto che sfugge a qualsiasi controllo delle catture che vengono fatte da persone che vanno a prenderli in maniera del tutto fuori norma, insomma. Quindi gli agriturismi hanno carne di cinghiale, non lo so, io non ne ho idea. L'agriturismo ha carne di cinghiale, lo dico per... Sì, ce l'hanno. Non ce n'è uno che non ce l'ha. Alla domanda dico, ma da dove viene questo cinghiale? È dalla Toscana? No, loro comprano nel macello autorizzato, quello di Solesino, che smaltisce praticamente il 100% dei capi, quindi... nella filiera che c'è attualmente. Ma allora viene venduto quel cinghiale? Certo, sì. E il ricavato dove rimane? Allora, praticamente 4,50 € vanno al parco. Sì. Rispetto a tutte le attività di viscerazione, va bene, smaltimento di quelli che sono i rifiuti speciali, quindi la pelle e tutto il resto. E tutto il resto viene venduto da un macello autorizzato che è Solesino e che lo vende a tutti i ristoranti e gli agriturismi, ma io non conosco un agriturismo o ristorante dove non vado che non ci siano le pappardelle o i bigoli e il cinghiale attualmente. Cioè, sì. Ed è per quello che dico, è un problema che se vogliamo mettere la testa sotto la sabbia va bene, ma dopo c'è un altro problema a dire, ma secondo voi, dal momento che ci sono il 95% dei nostri ristoratori di alta eccellenza, perché abbiamo ristoratori di alta eccellenza sui colli, che se andiamo a vedere i menù c'è il cinghiale e l'acquistano dove? O l'acquistano al macello perché comunque hanno bisogno di una certificazione perché hanno i controlli di nascita, cioè questo è il sistema. Secondo voi, se noi non li mettiamo più nel sistema, questi qua continueranno ad avere cinghiali sì o no? Fatemi una domanda, io me la sono fatta questi giorni. E la risposta qual è stata? Che secondo me aumentiamo quella che è l'attività di gestione e del cinghiale sommersa, e quindi di conseguenza non vai a risolvere il problema, vai a accentuare un'altra cosa che è peggio. Secondo me è meglio gestire piuttosto che sanzionare o diminuire. Io mi sono fatto sta domanda e poi mi sono dato questa risposta, poi non so se è corretto. Però Riccardo, scusa, il problema è sempre uno, cioè prima devi mettere in equilibrio la cosa e dopo quei capi che fai gli abbattimenti. Ma sì, ma è la conseguenza, capito? Però oggi non è in equilibrio. Questo è il problema. Sì, però tu la conseguenza io non posso, adesso ne abbatto 1000 bruciarli. No. Io ho sentito un presidente di un'associazione di categoria, io non sono internazionale, volevo anche a volte lasciamo stare perché se no dicono che sono sempre quello che interessa roba, che dice sta cosa. Io sono stato un presidente di un'associazione di categoria, avrei detto tutt'altra cosa, avrei detto diamo la carne in eccedenza che c'è rispetto agli abbattimenti a quelli che sono i conduttori dei fondi perché questi hanno i danni. Questo secondo me è fare un interesse di categoria. Bravo. Dico io, ma sono un sindaco, io ragiono così perché voglio, tra virgolette, dare una soluzione rispetto a quello. Io non avrei mai detto quella cosa, dopo che lo dica un sindaco, un amministratore, qualsiasi altra persona, ben venga, perché comunque non ha una visione, ma uno che è un rappresentante di categoria, io che sono rappresentante, il sindacato, che protegge quello che è il mondo agricolo e dico una roba del genere, se sono uno dei suoi dico ma scusa, cosa devo dire? Direi che piuttosto siccome ho il danno mi dai la rifusione dei danni, magari dandomi anche una parte di carne, dico io
È una soluzione, non è che l'ho inventata io, viene applicata in Italia? No, ma è il minimo che si giusto, mi pare che sia. È logica come soluzione. Cioè, mi sono fatto sto Presidente Betto, lei cosa dice? Sorridere certi interventi, però. Io dico che a fronte della tutela del mondo agricolo, nel 2018 i danni dimostrati dal mondo agricolo a livello veneto erano intorno a 1.700.000 euro, di cui ne viene indennizzato sui 650.000 e tutti gli altri chi se li prende in boffice? L'imprenditore agricolo. È giunto l'ora che chi fa impresa venga tutelato, perché la ripresa economica senza l'impresa non potrà mai assolutamente esserci. Sono assolutamente d'accordo. Bene, allora ci questa è una qui. puntata, credo che ci torneremo sopra, quindi sarete nostri ospiti anche in futuro per vedere se questa cosa cambia oppure se rimane o magari anche peggiora vista il ritmo, l'efficità dei nostri cinghiali. Certo, ringrazio gli ospiti, allora Riccardo Masin, sindaco di Galzignano Terme, grazie a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, grazie a Roberto Betto, presidente della CIA di Padova, grazie a Marco Calaon, presidente del Consorzio Vini Colliugani, e grazie a Leonardo Granata, presidente di Agritourist Veneto e delegato di Confagricoltura per l'area dei Colli. Bene, ci fermiamo qui. La settimana prossima, allora, la settimana prossima intanto c'è il voto di fiducia per il nuovo governo, quindi sicuramente uno spazio per la politica ci sarà anche per capire un pochino quali sono che non ci facciano del male. Vero, che non ci facciano del male. E poi potremo parlare di Venezia, perché sempre collegato a questo nuovo governo, tutto quello che è stato detto fino all'altro giorno, tutto quello che decideva ormai l'ex ministro Toninelli è rimesso tutto quanto in discussione, dal porto alle grandi navi. Questo fa parte della scientificità della politica italiana, che si basa da input diciamo più o meno realistici. Stiamo lavorando anche sul SITAV o NOTAV. Allora stiamo studiando esattamente quali sono i limiti e le possibilità di questa famosa galleria e se questi po' di miliardi non possono essere spesi su per esempio l'alta velocità Trieste-Bologna, che non c'è, invece di fare un buco che andrà a finire chissà dove. Ecco, ma questa è un'opinione ovviamente, invece nella trasmissione sul SITAV o NOTAV punto di domanda noi andremo a spiegare quali sono tecnicamente i vantaggi e quelli che sono tecnicamente gli svantaggi di un'operazione di questo genere. Così cercheremo di far capire se questo Parlamento ha dato una sentenza giusta nel dire SITAV oppure no. Certo, certo. Bene, grazie ancora a tutti quanti gli ospiti, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Ci vediamo venerdì prossimo, come sempre, ore 21, TV7 Match, noi vi aspettiamo.